vorrei innanzitutto ringraziare Claudia perché è necessario dirlo, senza lei non sarebbe stato mai realizzato né il convegno né la pubblicazione, perché lei è venuta con questa bellissima idea e ha preso, diciamo, tutto il lavoro sulle sue spalle. Così veramente il mio ringraziamento di cuore, perché questa avventura in qualche modo era un'esperienza che mi ha commossa, perché coincideva con questi anni di preparazione per il nostro centenario. Noi abbiamo cominciato intorno al 2010 di occuparci della storia del nostro istituto. Devo dire che abbiamo riscoperto sia Henrietta Herz che Ernst Steinmann e abbiamo riscoperto tutto questo mondo romano e internazionale di quei anni, e qualche volta io ho avuto una certa invidia di questa vita molto internazionale della Roma, ma ho anche visto che in qualche modo noi storici dell'arte, di archeologia, della storia, noi dell'Accademia di San Luca, siamo naturalmente la continuazione di questo mondo internazionale. E diciamo Roma come luogo di questo convegno del CIA era proprio questo luogo dove si incontravano tutti per studiare anche l'arte italiana. E non dobbiamo dimenticare, la storia dell'arte è una creazione dell'Ottocento come scienza, e come scienza moderna, e dunque ha anche questa tinta di un certo nazionalismo ovunque in qualche modo, perché la propria cultura è intesa come parte proprio della nazione. Dunque, questa grande attualità della storia dell'arte, specialmente all'inizio del secolo scorso, ha molto da fare con questa modernità del pensiero dello Stato, ma ha anche molto da fare perché in questi anni è una scienza, delle scienze umanistiche, che è assolutamente all'avanguardia tecnica, con la protezione delle immagini, con la fotografia moderna. Così il ruolo della storia dell'arte all'inizio del secolo scorso è fortissimo, specialmente sia anche in Italia sia in Germania, è un modo un po' diverso, meno sul campo, diciamo, scientifico ancora nella Gran Bretagna, e anche nella Francia comincia man mano. E così è un mondo molto interessante da studiare, dove si intrecciano diversi fili anche politici. E sotto questo aspetto mi è sempre molto piaciuto, e ringrazio qui per questa bellissima citazione di Avi Warburg, che un istituto non è un possesso ma uno strumento da suonare, che le due fondazioni tedesche, sia il Kunst a Firenze sia la nostra biblioteca Arziana, non erano mai e non sono statali, ma sono, diciamo, erano a Firenze nata da un'associazione di studiosi, e qui a Roma da una donazione di una signora colta che voleva questo istituto autonomo e libero e non statale, e lo voleva dall'inizio non come un istituto tedesco in questo senso, ma aperto a tutte le nazioni e, come l'ha detto, anche a due sessi, cioè anche alle donne, una cosa rivoluzionaria in questi anni. E questa idea che siamo, diciamo, un punto di incontro, un punto di discussione, un punto di stare insieme, lavorare insieme, in qualche modo vivere insieme. Questo, diciamo, è il messaggio di queste due istituzioni, sia di Firenze sia quella di Roma. E dunque per me era la cosa molto commovente di vedere pochi anni dopo il 1912 tutto questo mondo salta in aria. E seguono due guerre, seguono tante cose tristissime, ma nonostante ci abbiamo sempre ritrovati
ci siamo ancora insieme, lavoriamo insieme, viviamo insieme e lavoriamo ancora sempre sull'arte italiana come una fonte non solo europea, ma insomma per l'arte mondiale. E dunque Roma, e questa è una risposta forse anche perché io non voglio sentire queste cose sull'eurocentrismo, perché abbiamo qui col antico impero romano un impero che si estendeva nell'Africa, nell'Asia. Abbiamo lunghe storie che vanno oltre l'Europa, anche nell'età abbastanza recente, e così siamo sempre, trattandosi con l'arte romana, con l'arte italiana, a una fonte incredibile di una creatività straordinaria. È interessantissimo, per esempio, che nel 1912 qui siamo col futurismo in una nuova forma di arte che diciamo è straordinario e ha dato anche all'arte italiana di questi anni una importanza molto grande nel contesto europeo, il futurismo. E dunque, diciamo, vale la pena che siamo ancora qui insieme e questa bellissima collaborazione tra l'università, tra l'Accademia dei Lincei, che era un grande onore di poter fare questo convegno proprio nelle stanze del Palazzo Cosini, ma fra diverse istituzioni italiane, e ringrazio per la grande ospitalità e per la grande prontezza di lavorare insieme, di essere insieme, di essere studiosi del mondo. Grazie.